Finisce Torino-Crotone 2-1 e siamo in compagnia di Antonello Druetta, presidente del Torino Club Oltrepo di Moretta. Ciao Antonello. Buonasera a tutti. La partita ci ha emozionato un po', quindi siamo un po' in difficoltà a dare giudizi giusti. Secondo me l'arbitraggio ha lasciato un po' a desiderare sul finale di partita e sul rigore dato al Crotone e negato a noi su Maggiorini. È sembrato un po' un rigore al contrario, nel senso un fallo forse dell'attaccante Sorbonne, almeno a prima vista. A parere mio c'erano due giocatori del Torino, Bonna, mi sembra Glick, adesso non ricordo, sì, Glick, e l'attaccante del Crotone si è infilato in mezzo a loro, quindi secondo me è lui che è andato contro i nostri giocatori, quindi si è causato un autorigore, se possiamo definire un autorigore, non è la parola esatta, comunque non era fallo dei nostri giocatori in area. Un calcio di rigore che ha cambiato una partita che il Torino stava non vincendo alla grande ma controllando. In quel momento lì non demeritava, non facevamo grossi sforzi, però avevamo ottenuto due gol, quindi un buon risultato. Con quel rigore lì la partita è stata un po' rovinata in quel senso lì, però il Torino da queste vicissitudini qua poi riesce sempre a tirare fuori la grinta e abbiamo visto un buon finale. 3 punti che riportano il Torino alla stessa classifica di martedì sera. E sono quelli più importanti, che contano più di tutti. Da qui in poi bisogna cercare di non fare stupidaggini, quindi cercare sempre di portare i 3 punti, perché da qui alla fine del campionato ce ne sono ancora tanti in gioco. Anche perché oggi c'era comunque ancora nella testa dei giocatori sicuramente il giudizio di ieri che ha cambiato nuovamente il risultato di Padova-Torino. Sì, questo giudizio qua è stato un po' precipitoso con tutte le vicissitudini che sono state. Secondo me era meglio dare poi a fine campionato un parere favorevole o sfavorevole, ma non a giochi così fatti, nel senso che bisognava poi vedere dopo cosa succedeva. Diciamo che forse la logica voleva che, visto che Torino-Padova si è giocata a metà dicembre, prima di Natale ci fosse già un verdetto. O prima o poi proprio alla fine, così almeno non si avanzava di stare lì con dei punti appesi sia per il Padova che sicuramente maggiormente per il Torino. Chi ti è piaciuto di più del Torino oggi? Mi è difficile dare un giudizio su tutti, mi sono piaciuti in media tutti, non c'è stato uno in particolare. La grinta ce l'ha messa tutti, quindi uno che si è messo su tutti, diciamo il gol di Glick, proprio se dobbiamo citarne uno che è stato un bel gol. Ci sono stati anche 2 bei cross nei momenti dove non avevamo bianchi in campo, questo bisogna anche dirlo. Qualcuno invece che non ti ha soddisfatto? Ma proprio soddisfatto no, ci sono gli 19 anni di Odumandi che sono poi adesso parte nel futuro. Mancano 6 partite, secondo te il Torino come deve affrontarle? Come oggi, come alla fine di questa partita qua, con la grinta e il massimo impegno come abbiamo fatto, e lottare fino alla fine. Nessuno ci regala niente, anzi c'è sempre qualcosa contro di noi, quindi questo contro qua noi dobbiamo ribaltarlo e sempre lottare, non mollare, non cedere. Quando cediamo qualcosina vediamo che poi alla fine la paghiamo. Oggi Ventura ha nuovamente cambiato l'attacco, cosa ne dici? Io avrei fatto un altro cambio, come Ventura sicuramente ha le sue ragioni, avrei tolto Dubandi e lasciato Antenucci in campo. Però ho dato ragione, la ragione comunque l'ha avuta Ventura, quindi va bene così. Fra 3 giorni si gioca nuovamente e il Torino va a Livorno, che cosa ti aspetti? È una vittoria di nuovo, bisogna cercare di vincerle tutte, proprio per non lasciare nulla al caso e non andare poi a impiegalarsi su partite non voglio ridirlo comunque, per scaramanzia, quindi bisogna vincere per arrivare ai premi. Da tifoso non vai in campo, come preparerai la partita con il Padova? Spegnendo le luci.